Sono d'accordo col presidente De Goldbet, ogni anno dobbiamo cercare di migliorarci, questo fa parte del calcio, no? L'altro anno sì, siamo stati la sorpresa dell'anno, abbiamo sfiorato i playoff, è andata poi come tutti sapete. La squadra è nuova, ha tanti elementi nuovi, dobbiamo più che altro amalgamarli, il problema principale è quello là per cui le persone si devono conoscere sia in campo che fuori. Puntiamo a fare bene. Allora, io penso una cosa in merito al discorso delle 11 squadre. Io non penso che un torneo sia più bello se è fatto a 18. Io penso che un torneo è bello quando è competitivo e questo sicuramente è il torneo più competitivo che c'è a Roma, forse in Italia perché so che da altre parti, non so se fanno altri campionati di calcio a 8. È naturale che le partite diventano più complesse, vanno preparate meglio e sicuramente in campo si avranno scontri all'ultimo sangue, passatemi il termine, molto forti con calciatori che sicuramente non ci stanno a perdere facilmente, cioè non vedremo come è successo negli anni scorsi, magari risultati particolari come 7-0, 7-1, magari vedremo l'uno pari, cominceranno più pareggi, più vittorie all'ultimo secondo di misura, però sicuramente vedremo molto bel calcio, quello sì, molto bel calciotto.